al via il nuovo anno scolastico, anche qui al plesso del Viale della Vittoria, Garibaldi, insomma tutte le sedi distaccate che l'Istituto Comprensivo ha. Ecco, quali obiettivi e quali aspettative, Preside? Sì, anche quest'anno da 2 giorni abbiamo aperto le porte dei 3 plessi del nostro istituto. Abbiamo cominciato il giorno 10 con i bambini della scuola primaria e con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Ieri è stata la volta dei più piccoli, la scuola dell'infanzia. Anche quest'anno un'offerta formativa ricca, variegata, tantissime le attività. Siamo in fase già di attivazione perché abbiamo lavorato, possiamo dire, l'intera estate. Abbiamo una didattica innovativa per le classi prime della scuola primaria, studieranno già dei corsi in lingua inglese con certificazione Cambridge a partire appunto dai 6 anni e così a seguire nelle altre classi. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa con il Comune, quindi Villa Lizia è nostra, siamo anche qui in fase di progettazione per utilizzare questo spazio urbano, questo verde che quindi la città concede intanto ai nostri alunni. E poi tante altre attività curriculari, extracurriculari come ogni anno. In particolare avete qualche progetto che avete in cantiere e lo svilupperete? L'anno scorso sono state tante le attività che avete fatto. Sì, anche quest'anno. Intanto stiamo lavorando su un partenariato sperando di aver approvato un progetto regionale che ruoti attorno all'inclusione, l'ambiente e l'alimentazione. Quindi questi 3 continuano ad essere per la nostra scuola chiaramente dei capisaldi. Attorno a questi 3 obiettivi, quindi l'educazione all'ambiente, l'educazione all'alimentazione e poi l'inclusione, e attorno a questo stiamo lavorando in sinergia con aziende agricole e con l'ASP, con altre associazioni, perché prevediamo di educare sin dalla scuola dell'infanzia e sino ai ragazzi della scuola secondaria, educare i ragazzi ai corretti stili di vita.